Pedemontana, l'ultimo atto. Il Tribunale del Riesame di Vicenza, a 2 giorni dall'udienza, ha deciso di dissequestrare la galleria di Malo. Il 4 luglio era infatti stata notificata al concessionario un'ordinanza della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere. L'ipotesi di reato sarebbe stata frode nell'esecuzione della galleria a danno della regione per utilizzo di materiali non marchiati CE e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. Adesso, a 20 giorni di distanza, il Tribunale del Riesame di Vicenza emette l'ordinanza di dissequestro della galleria di Malo, dove i lavori riprenderanno. Il sequestro è confermato solo per le aree di cantiere dove sono depositati i materiali contestati. Rimangono attivi invece i vecchi provvedimenti. Sulla stessa galleria, lunga 6 km, infatti, gravavano da tempo 2 sequestri, uno sul lato di Malo in seguito all'incidente mortale dell'aprile del 2016, quando un operaio era stato travolto da una frana, e l'altro sul versante di Castelgomberto a causa del cedimento della volta della galleria nel 2017. Intanto i lavori riprendono nella zona dissequestrata. Solo pochi giorni fa il presidente veneto Luca Zaia auspicava che tutto quello che è oggetto di cantiere andasse avanti. Un cantiere da 2 miliardi e 258 milioni di euro, 94 km e mezzo di asfalto, 36 comuni, 14 caselli. Se c'è qualcosa da chiarire è bene che venga chiarito. Di certo stiamo parlando della parte della galleria che peraltro in quota parte era già sequestrata, a me basta che tutto quello che è invece oggetto di cantiere che non ha problemi vada avanti. La Regione Veneto assicura che la realizzazione dell'intera superstrada starebbe procedendo a ritmi serrati e la conclusione è sempre prevista entro il 2020. La galleria invece, già in ritardo rispetto al cronoprogramma, resta l'unica incognita per una strada che, nelle intenzioni, conduce a un futuro più luminoso per l'economia del Nord-Est.